Buongiorno a tutti, spero che l'audio arrivi correttamente. La mia unica paura è che l'audio si senta male, proprio perché diciamo che l'audio è la cosa più complicata da far arrivare. Per quanto riguarda il video, noterete che ho messo anche la chat lì in alto, così tutti possono leggere i messaggi che vengono lasciati sulla chat. E oggi siamo al 1° gennaio 2022. Tanti auguri a tutti, e oggi abbiamo come obiettivo l'unboxing di questa rivista. È ancora imballata. Dentro questa rivista, come potete vedere, c'è un CD dedicato al Commodore 64. Lo faccio vedere di qua, forse con questa telecamera c'è una risoluzione migliore. Allora, questo è Win Magazine numero 285, quindi il 285esimo numero di Win Magazine. Costa soltanto 2,99 € col CD.
c'è anche a 3,99 col DVD, Però prima di aprire questa rivista e poi andremo a vedere insieme il contenuto di questo CD da 700 MB come sta scritto lì sopra, prima di buongiorno Vincenzo, buongiorno Ivan, buongiorno a tutti gli amici del canale IRC Amiga Ita, da pochissimo rinato su Telegram, che sta avendo già un notevole successo, dato che sono anche più di 100 gli amici che si sono aggiunti a questo canale. Ok? Quindi il nostro obiettivo di oggi è senz'altro andare a sballare questa rivista, poi andremo a vedere anche se all'interno non solo c'è il CD, ma magari hanno dedicato qualche paginetta al DC64 o a qualcosa che riguarda il Commodore 64, visto che io poi ho visto dall'edicola anche il DVD, c'ha questa scritta Commodore 64 con scritto Vice sopra, che è l'emulatore, diciamo, del Commodore 64 che è più usato tra tutti quanti. Ok? Quindi andiamo avanti. C'è questa bustona che vedete e questo porta CD. Io direi iniziamo da questa bustona, andiamo a vedere cosa contiene. Io tiro fuori a caso, Allora, ecco, parlando di Amiga Ita, il canale Telegram, guardate un po' qui che cosa esce da quella busta. Allora, questo è Retro Gamer, scusate. Allora, andiamo a vedere, perché non mi ricordo a memoria, ovviamente non è una rivista degli anni 90 questo, Vedete? In prima pagina c'è un bellissimo Amiga 500, un Amiga 500 molto molto bello, messo in prima pagina col suo bel mouse originale. Questo mouse dell'Amiga aveva la pallina sotto, ok? Io poi le tengo sempre, vedete bene bene queste riviste, contenuti del CD, perché qui ovviamente c'era allegato anche il CD. Adesso vedo se c'è qualcosa che vi può interessare di farvi vedere. Ecco, guardate, un'immagine a tutta rivista ripetuta, la stessa della copertina sulla rivista Amiga 500. Viene trattata ampiamente in questa rivista l'Amiga 500, ok? Sempre altre pagine dedicate all'Amiga 500, ai giochi che uscirono per Amiga 500, Jurassic Park, Chuck Rock, ovviamente non poteva mancare, che ho fatto vedere già l'altra volta nell'ultima diretta, il Boing Ball, ok? Dieci giochi perfetti per Amiga 500 con le relative immagini. Guardate che queste sono cose che hanno fatto la storia. Guardate che bello queste due pagine con tutti i giochi per Amiga 500. Queste sono tutte miniature, C'è anche Dragon Slayer. Questo è Space Ace veramente, Questo è Space Ace, che era sempre un gioco a cartone animato. Cioè, quello è Battle Cass, Sì, questo è il numero 52, è Battle Cass. Ovviamente qui c'è tutta la dicitura di tutti i giochi, quelli che sono. Ragazzi, l'Amiga, Commodore 64, anche il Sinclair hanno fatto un po' la nostra storia. Benvenuto Gianluca grande, tanti auguri. Sì, lo so, tanti bei ricordi. Tra l'altro questa è già abbastanza moderna, A parte che c'è il prezzo in euro e già quello ti fa capire qualcosa. Volevo trovare appunto dove sta scritto. Guardate, questo è il mercatino dedicato ai vari prezzi che devono avere le retro console o il retro computing per non pagarli eccessivamente cari.
per esempio, ecco, c'è un esempio, l'Intellivision, io mi pare che ce n'ho due, l'Intellivision lo dovete pagare tra i 60 e i 100 euro a seconda dello stato in cui lo trovate. Uno ZX Spectrum, quello con i tasti di gomma, quindi quello più venduto, deve stare tra i 50 e gli 80 euro, non di più. Ecco, invece quello che a me mi manca, l'unico pezzo che io cerco, pagandolo magari quello che sta scritto qua sopra, il C64 GS, il C64 Game System, che era soltanto una console secca e lunga dove andavano le cartucce del Commodore 64, secondo gli amici di Retro Gamer dovrebbe costare tra i 50 e gli 80 euro. Io magari a trovarlo a questo prezzo l'avrei presa subito, perché diciamo tra i pezzi importanti Commodore è l'unico che veramente mi manca, e quindi io un C64 GS pagarlo anche 80 euro a me andrebbe bene. Il problema è che sta sui 500 euro, io non l'ho mai visto di meno, 300, tra i 300 e i 500 euro, e quindi quello diciamo non si può, diciamo non è spendibile quei prezzi, ok? Comunque poi ci stanno delle cose che vanno, cioè si trovano a dei prezzi veramente esagerati. Qui viene menzionato, andate a consultare anche Ricola 8 bit dove ci sono tutti, Special Play Games. Questa era una rivista con cassetta allegata, 14 giochi. Questo aveva lato A Commodore 64 e lato B Spectrum. Quanti ricordi Spectrum 48K e Commodore 64, quindi lato A e lato B di una cassetta, diciamo la stessa delle audiocassette. Io ce n'ho ancora parecchie di quelle cassette, e comunque questa è una bellissima rivista, guardate pure la stampa, guardate la scelta delle grafiche. Non so se si trova ancora da qualche parte, magari su eBay qualcuno se la vende, si chiama Retro Gamer. Andiamo avanti, vediamo che cosa esce da qui. Amiga OS4 Bitplane. Bitplane è una rivista che venne dopo Enigma Amiga Life, Enigma Amiga Run, non so se vi ricordate ai tempi di Pianeta Amiga, ok? Qui dentro ci dovrebbe stare anche, eccolo, il listino prezzi di VirtualWorks originale dell'epoca. Questo farà piacere all'amico che è nel gruppo di Pianeta Amiga. Questo adesso farò una fotografia e lo pubblicherò su Pianeta Amiga. VirtualWorks ancora esiste, questo è il listino al pubblico. Guardate un po' l'anno, sei riuscito a leggerlo? Guardate un po' l'anno, si riesce a leggere l'anno? Grande Enrico, yeah, Mediator 4000, ma questi sono prodotti che non ci stanno più, cioè che se li vuoi comprare magari a sti prezzi che stanno scritti qua sopra. Allora vi dico tra le altre cose, vabbè, Mediator 1200, G-Rex, qui c'erano un sacco di hardware, Cybervision PowerPC 604E, senza il 68000, 722, che erano in euro? Sì, in euro, 722 euro, beh, il 2004 per forza in euro dovevano essere. Che Cyberstorm MK3 68060 a 50 MHz, 666 euro. Quindi guardate che a me, e io poi ho su in soffitta c'ho un sacco di riviste e di cataloghi, ovviamente riguardano anche l'audio, c'ho un sacco di cataloghi Sony, Pioneer, che hanno visto l'evoluzione dell'hi-fi casalingo, quindi piastre, lettori CD, amplificatori, equalizzatori eccetera. Però c'ho anche dei cataloghi della D-Mail. La D-Mail di Firenze vendeva un sacco di hardware per Commodore 64, tra cui una cosa che io non ho mai avuto era il programmatore di EPROM che si chiamava Goliath. Quello era una cosa spettacolare, oppure il Robot Arm, il braccio robotico comandato dalla porta joystick del Commodore 64. Sono state due cose
che io vedevo sempre su questi cataloghi, però costavano un sacco di soldi e quindi non ho potuto acquistarli, però sempre da loro acquistai il ProLogic DOS, lo Speed DOS, diciamo tutte altre cose che invece mi servivano, perché io all'epoca usavo parecchio il 64 con i floppy, pure col 64 avevo mi pare 3 floppy esterni, mi servivano, li usavo e quindi sì, perché arrivava fino a 11 mi pare come indice, 8, 9, 10 e 11 a seconda del ponticello che stava dentro al drive, che andava tagliato o ponticellato a seconda dell'ID che si voleva dare al drive. Andiamo avanti, io pesco a caso, pesco a caso, ecco, ho pescato a caso un'altra rivista, K in pole position, guardate che roba, World Cup USA 94, World Cup USA 94, un qualcosa di spettacolare, anche queste riviste dedicate ai videogiochi in genere. Quindi qui dentro, a parte, ecco, grande pagina dedicata a Dragon Slayer, Ready Soft, manuale in italiano, questa che versione era? Game Time distribuzione SRL, Dragon Slayer, IBM PC CD-ROM, pensa un po', 386, IBM 386 ragazzi, IBM 386, non c'erano ancora i Pentium in giro. Queen Computer, la pubblicità, andiamo avanti, ecco, guardate qua che cosa c'abbiamo, l'Amiga CD32, anche se non ebbe tanto successo, perché ovviamente c'è questa qui che gli ha fatto le scarpe, la PS1, la prima PlayStation, gli ha fatto le scarpe al CD, però era un'ottima idea. Il fatto è che all'epoca si correva e quindi non c'era neanche il tempo di abituarsi tra un po' ad una console, a qualcosa, che già ne usciva un'altra molto molto meglio di quella che tu già avevi. Diciamo che ultimamente non è più tanto così. Ciao Gianluca, IBM 386 XT assemblato, il primo PC a scuola. Io pure lavoravo io avevo gli Olivetti PS2, no, gli Olivetti M280, scusa, i PS2 IBM erano altri che avevano già il floppy da 3 pollici, i PS2, mentre l'Olivetti M280 e M240 avevano i floppy da 5,25. E noi quando andavamo a scuola, adesso faccio un aneddoto, voi sapete che le mie dirette sono tutte dei ricordi, aneddoti, cose, e parliamo così, quelle cose che mi vengono in mente anche dai vostri commenti. Infatti vi invito a lasciare dei commenti sotto la chat. Praticamente noi a scuola andavamo in giro sempre col floppy del DOS che andava nel floppy A, perché avevano 2 lettori floppy i PC che avevamo a scuola noi. Io andavo al liceo scientifico statale Vito Volterra quando era a Pantanelle, ok? Nel floppy B o c'era il Turbo Pascal, o c'era il Lotus 1, 2, 3, o c'era l'editor di testo. Insomma, noi andavamo in sala di informatica, diciamo, col primo dischetto, che c'era sempre l'MS-DOS, e su diversi secondi dischetti a seconda di quello che dovevamo fare. Mi ricordo, no, Massimiliano, ancora non l'abbiamo aperto questo, a voglia, questo sta ancora imballato. Io sto facendo vedere perché nelle mie dirette faccio sempre delle introduzioni, quindi non c'è ritardo, ok? Turbo Pascal quanto l'ho usato, Olivetti PC Protest, altro molto computer molto molto buono. Quindi stavamo sfogliando un attimino degli anni 90 originale questa rivista, che è K, guardate qua era recensito Overlord, vedete? Con le mie dirette durano sempre un'oretta e mezza, quindi c'è tempo ancora. K voto 3,50, 9,25, Detroit, K voto 8,64, qui c'erano i voti, no? Arcade Pool, guardate, Arcade Pool, e poi c'erano i voti, no, di qua stanno, vedete? K voto 8,80. Ciao Willy, tanti auguri
tanti auguri a tutti, tanti auguri di questo nuovo anno 2022. Durante questo anno io avrò parecchio da fare in tutte le mie passioni. Tra l'altro nel 2020, fine 2020, se ne è aggiunta un'altra alle mie passioni, che sono, come sapete, DJing, musica, vinili, eccetera. Sul mio canale YouTube ci sono un sacco di unboxing, soprattutto di vinili. Poi c'è il retro computing, perché voi sapete sono collezionista di retro computing diciamo da sempre. E poi c'erano i fumetti, i cartoni animati, a cui si è andato ad aggiungere anche, diciamo, la passione per i raccontastorie. Questi che vedete qui, voi non vedete perché avete l'immagine, io ho dei CD che stanno qui fermi da fine dell'anno scorso, quindi da fine 2020, quindi adesso siamo inizio 2022, un anno che stanno fermi qui perché io mi sono fermato con quel sito perché ho avuto tante altre cose da fare. Ma i raccontastorie.com, che è il mio sito dedicato ai raccontastorie, verrà ripreso in mano quanto prima, quindi devo prendere in mano Amiga, perché mi sta dando parecchie soddisfazioni con la rinascita del sito Amiga Ita, del canale IRC Amiga Ita su Telegram. Quindi quello ci dedicheremo parecchio, parleremo, faremo diverse dirette, eccetera. Nel canale dedicato alla musica dovrò riorganizzare tutto ciò che riguarda la musica, quindi CD audio, audiocassette e vinili, e poi parleremo anche di tutti gli apparati che servono per sentire, diciamo, la musica in modo appropriato. Andiamo avanti. Ecco, sperimentare, questa fa parte di una parte della mia vita che io ho un po' abbandonato. Gobbolino, bravissimo Massimo ha colto in pieno. Gobbolino lo trovate anche sul mio canale Mixcloud, in mezzo a tutte le compilation di musica anni 80, anni 90, eccetera. C'è anche un lungo, diciamo, una digitalizzazione di una cassetta che avevo fatto, dove ci sono tutti gli episodi della storia di Gobbolino, perché Gobbolino uscì su diversi numeri dei raccontastorie. Gobbolino era il gattino con un calzino bianco, cioè aveva una zampina bianca, doveva essere tutto nero perché sarebbe dovuto essere un gatto di una strega. Ma non vi dico altro, Gobbolino la trovate sul canale Mixcloud, tutta pulita da frusci, quindi qualità CD. Quindi quello ci ho messo parecchio tempo a fare la storia di Gobbolino, perché mi piace un sacco pure a me. Parlavamo di sperimentare, che è una parte della mia vita. Tra l'altro vedete, si parla qua di ZX Spectrum, ecco perché sta qui in mezzo, ZX80, ZX81, ok? Io ho fatto parte per un po' anche dell'elettronica, cioè l'elettronica ha fatto parte della mia vita, riparavo videoregistratori, riparavo piastre e televisori, un po' meno televisori perché erano parecchio pericolosi i televisori col tubo catodico, però ne ho riparati diversi. Dove non c'era da mettere le mani sull'alta tensione l'ho riparati. Ho riparato diverse piastre perché lì il massimo che potevi prendere era 2,20 se andavi a rompere le scatole all'alimentatore, ma se no sia le piastre, i lettori CD. Tra l'altro ho riparato parecchi lettori CD da PC all'epoca, quando costavano un sacco di soldi, quando ci volevano 800.000 lire per prendere un Mitsumi 4x. Chi è collegato forse se lo ricorderà. E quindi queste riviste con i vecchi diodi LED, vedete, questo è un diodo LED, facevano parte della mia vita, anche queste riviste. Andiamo avanti, io pesco sempre. Ci sono anche altri volumi di sperimentare. Vedete, tastiera per ZX80, vedete perché sta qui, tastiera per ZX80, orologio digitale. Questo è sperimentare, Sperimentare fu una bellissima rivista di elettrica ed elettronica. Sistemi professionali con il microprocessore 8085. Vedete che con Reni Retro si vedono delle cose che in giro è difficile trovare. Allora tiriamo fuori un po'. Vediamo questa rivista qui, va. Poteva mancare?
questo logo, chi ha avuto Amiga lo conosce a memoria. Quando uno passò dal Commodore 64 all'Amiga, passò da Zap era 8 bit, a The Game Machine, mamma mia, Amiga PC, febbraio numero 61. Ma voglio vedere proprio febbraio di che anno. Qui purtroppo pubblicità editoriale. Forse sta scritto alla fine, allora no. Pubblicità di tutti i generi. 1994, ecco, lo andiamo a vedere qua. Febbraio 1994. Guarda quanto era grossa. Cioè, era una rivista che pure come peso, quindi la carta utilizzata era molto buona, carta lucida, skid mark. Io se ve le apro e ve le faccio vedere tutte queste, facciamo notte qua. Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 2, Ivan, lo so, Zap, su zap.it c'è tutto. Io poi ho fatto l'abbonamento ai nuovi numeri, ne sono usciti mi pare 3 o 4 di Zap, e contemporaneamente anche all'altra rivista che invece riguarda Amiga, proprio perché voi sapete che io ho avuto tutte le riviste, Enigma Amiga Run, Enigma Amiga Life, e questa qui che era Enigma Amiga Bitplane, voglio dire, Bitplane, ok? Quindi mi sembrava brutto poi non avere anche l'ultima rivista che tratta anche di Amiga, ok? Anche perché, come sapete, io incentivo questo, diciamo, le iniziative che riguardano retro gaming, retro computing, mantenere in vita tutto questo. Mia moglie vorrebbe che io buttassi tutto, ma è ovvio che a me piange il cuore. Guardate il listino di per gioco, guardate. Io adesso qualcosa di questo, visto che abbiamo ricreato il canale Amiga Ita, e qualcosa di questo io lo fotografo, oppure lo scansiono, ho un ottimo scanner, e ve lo metto, qualche pagina ovviamente come fotografie, e rimarranno lì dentro Telegram, dentro al gruppo Amiga Ita neonato, Championship Manager 93, Championship Manager, chiuso. Il numero di febbraio di The Games Machine, bellissimo anche questo. Andiamo avanti, peschiamo. Vabbè, questa è una rivista dedicata a Linux, Ubuntu Facile 10.04. Tra l'altro la 10.04 fu la distro più scaricata di Ubuntu in quell'epoca, non lo so perché, forse per la facilità di installazione. Questo, uno si scaricava la ISO del CD e tra un po' era più facile installare Linux Ubuntu che Windows, ok? List me la ricordo, come no. Vincenzo, tanto si trovano oramai scansionate in PDF, si trovano, quindi pure se le hai date via, calcola che occupano un sacco di spazio, sia le riviste, i fumetti, oramai su un DVD ci metti tutta la storia di una rivista, quindi è un DVD, occupa molto meno spazio. Guardate, quindi questa mini rivista, sono pochissime pagine, io perché per tra l'altro costava 2 euro solamente, e mi sembra che c'era anche il CD allegato. Ovviamente Ubuntu, essendo gratuito, non potevano vendere il CD se non al prezzo del supporto, quindi qui diciamo la rivista è molto breve, pochissime pagine, quindi CD più rivista 2 euro, ok? Non c'è pubblicità qui dentro, quindi diciamo è tutto dedicato. Vedete Linux per bambini, vedete? Quindi queste pure erano delle riviste e io le ho tenute. Io tengo tutto perché qualunque cosa può tornare utile, anche se questo ovviamente parla di una release di Ubuntu oramai superata, 10.04, ok? Andiamo avanti, guardate che c'è qua addirittura PC Open. Questa riguardiamo PC, quindi saltiamo un po', però parliamo del 2007. Guardate,
Dove sta? PC Open ottobre 2007, quindi pure questa ha fatto MC Link. MC Link era pure un provider, vabbè, qui dentro la saltiamo quasi a pie pari, parlo di PC qua dentro, quindi, ma già nel 2007 i PC la facevano da padrone. Ecco, vedete, queste sono le stampanti laser, io una simile ce l'ho, mi sono finiti i toner, solo che per questa i toner costicchiano, e mi sa che era proprio questa, vediamo un po'. HPC 3505N, sì, è questa. Allora questo lo lascio così perché me lo voglio andare a leggere, non me lo ricordo quell'articolo. Oh, qui leggo, mamma mia, questa è storica, questa è veramente storica, guardate qua, se non lo leggete ve lo dico io, c'è scritto dicembre 1987, dicembre 1987, PC Magazine. Vedete, qui c'è scritto oltre il Pascal, si parla di PS2 IBM e già si parlava di Excel. 5.000 lire, dicembre 87, anno 4, numero 34. Guardate i portatili com'erano. Io ho uno di questi portatili ma tutto disintegrato, rotto, mancano tutti i pezzi. Gli hard disk erano prioritari. Gli hard disk non erano hard disk standard, quelli che stavano dentro i PC portatili. Mamma mia, 4,7 MHz 8186. Guardate qua, questo PC. PC portatile 8186. 640k di RAM, LCD display. Quello che costava di più di tutti qua era il display, anche se era monocromatico. 6, 8, 10 MHz 286 microprocessore, zoccolo per 287 che era opzionale. Il 287 è il coprocessore matematico del 286, ok? Per tutti i calcoli in virgola mobile, quelli che si chiamano floating point unit, anche Amiga lavorava così, c'era il coprocessore matematico 68882, molti lo ricorderanno, che era il coprocessore matematico del 68000, ok? Quindi le espansioni e le acceleratrici di Amiga avevano sempre, oltre allo zoccolo per la CPU, c'era anche lo zoccolo per il coprocessore matematico. A che serviva il coprocessore matematico? Se noi lavoravamo parecchio in 3D o volevamo giocare a Doom o volevamo giocare a Quake, tutti i giochi 3D che richiedevano un'elaborazione molto rapida in tempo reale di valori in virgola mobile praticamente, il coprocessore matematico era necessario, ok? Soprattutto, ecco, per chi lavorava in 3D, modellava in 3D, o anche per chi faceva calcoli molto complessi in virgola mobile anche con i fogli di calcolo. Quindi il coprocessore matematico era una cosa basilare che poi venne incorporato dentro i processori, fu una cosa, una conseguenza naturale, ok? Oh, guardate qua che esce PC CD-ROM Atari Anniversary Edition. Adesso questo non ha niente a che fare con Amiga, però quasi quasi, se volete, questo non penso si trovi proprio più da nessuna parte. Guardate che bella che era la copertina con gli arcade qui dietro. Se volete questo si può tranquillamente condividere, perché questa è una cosa talmente vecchia, vado a pensare. Ecco, ci stanno questi giochi qui, Asteroids e quant'altro, ok? Sì, i portatili un po' ricordano l'SX, l'Executive, il Commodore 64 portatile, che per motivi di economici non ci misero dentro un TFT di schermo, anche perché volevano uno schermo a colori, quindi ci misero un tubo catodico dentro al C64 portatile, e quindi quel C64 portatile, a parte, mi ricordo, non andava a batteria, c'era il cavo d'alimentazione, ma pesava uno sproposito,
c'aveva il drive incorporato, quindi questo sì, questo possiamo dirlo tranquillamente, era comodo perché non ti dovevi portare dietro l'1541. Io mi ricordo in quegli anni andavo a trascorrere le feste di Natale a Napoli dai miei cugini e una volta mi portai dietro tutto il Commodore 64, il drive, il lettore di cassette, insomma un sacco di roba, cavi, cavetti. E invece con l'SX si, diciamo, evitava. Guardate in mezzo pure che ci sta. Questa la buona e meglio era di mio padre. Quattro ruote, a noi diciamo su questo gruppo Reni Retro eccetera, quattro ruote ci interessa poco, anche se la data vi fa capire altre cose, febbraio 1979. Comunque questa è una rivista prettamente dedicata alle automobili, quattro ruote, e quindi saltiamo a pier pari. Vedete che qui dentro c'è un po' di tutto. Ah, vedete Retro Gamer? Questo è il CD che era allegato a quella rivista che abbiamo visto prima, Retro Gamer. E questo anche, vedete, Old qua sopra scritto grandissimo, Old sull'angolino. E questi pure, nel caso, questo è ancora imballato, non l'ho neanche aperto. Io li compro proprio più per collezionismo, vedete che c'è anche l'involucro originale, è messo così, e qui dentro c'è ancora, e questo anche era un CD, no? Vedete, Retro Gamer 1, Retro Gamer 1. Ciao Mirko, benvenuto a questa live, tanti auguri, grazie di essere qui con noi. Vedete, questo è un altro numero di Retro Gamer, finché usciva io l'ho comprato. Guardate, pure questa era fatta molto molto bene di rivista, ma molto molto bene, bellissima, bellissima. Vi volevo far vedere, vabbè, questo ce lo ricordiamo tutti. Questo si giocava con la pistola, Duck Hunt. E questa pubblicità? Mannaggia la miseria. Ragazzi, partecipate alle mie dirette, scrivete, perché questa è storia, ragazzi. Condividetela la mia diretta. Qui stiamo riandando nella storia, ecco, parlando di storia, no? Ah, eccolo, questo è un altro dei CD allegati a Retro Gamer, ok? Questo è il numero 4. Parlavo appunto prima di Enigma Amiga Run, e allora noi, avendo tra le mani Enigma Amiga Run numero 68, questo era una rivista che a Pianeta Amiga non mancava mai uno stand pieno di queste riviste, allora noi ci andiamo approfittando. Allora, questo è un porta CD, così vediamo pure perché ho messo questo porta CD qui. Qui dentro ci vanno 40 CD. 40 CD ci sono qui dentro, Siete curiosi di vedere cosa c'è qui dentro? Siamo curiosi? Che faccio? Apro? Apro o non apro? Qui non c'è scritto niente perché non c'avevo scritto niente. Qui c'era lo spazio per scrivere cosa c'è dentro. C'erano due di questi porta CD. In uno ci sono i giochi della PS1 e in quest'altro cosa c'è? Che faccio? Apro? Un attimino solo che voglio vedere un attimo una cosa. Andiamo qui. Ok. Che faccio? Apro allora? Io direi che siete curiosi di vedere cosa contiene questo porta CD. Allora, così è in stato di chiusura. Questo poi si apriva andando a fare questo. Si tira su questo piruletto che c'è una molla e questo dentro c'ha una grappetta che va a prendere il CD che sta tra 0 e 2. Qui è tutto numerato, vedete, 2, 4, 6, 8, 10 sono solo i numeri pari, e quindi tra uno e l'altro dei numeri pari ci sono i CD corrispondenti ai numeri dispari. E questo adesso, se io lo apro, tira su un CD. Vado? Vado o non vado? Qui nessuno scrive. Vado o non vado? Vado o non vado? Vado o non vado? Questo c'ha a che vedere anche con la mia BBS. Con la BBS che ho gestito per tanti anni, che poi neanche tanti, perché alla fine, boh, mi pare 3 anni qua, forse 4.
perché pure durante tutto il servizio militare rimase accesa la BBS, e io mi ci collegavo pure dal centro difesa di Allesdive alla BBS, e anche un anno dopo che tornai al servizio militare era ancora attiva, perché io la usavo per condividere dei file, quindi mazza, no, per diversi anni rimase attiva la BBS. Allora che faccio? Apro, vado. Allora qui ha tirato fuori questo, e questa è una chicca. Il primo CD pubblicato da Enigma Amiga Run fu Aminet 7, ok? Questa è una versione particolare di Aminet 7 perché è una versione editata e diciamo cambiata dagli amici di Enigma Amiga Run, ok? Io questo lo rimetto con tutte, diciamo, leggero leggero, non è entrato però correttamente perché l'ho messo male, vedete? Allora, ora io questi mi ricordo che l'avevo già trasformati tutti quanti, tutti 40 in ISO, però non mi ricordo dove ho messo queste ISO, quindi magari le rifacciamo. Allora, colgo l'occasione, quindi se noi andiamo avanti e andiamo sul 2, ovviamente tira fuori il 2, Skylink CD, vi ricordate Skylink? E chi non se lo ricorda? E il secondo numero di Enigma Amiga Run era Skylink CD. Passiamo al 3 per esempio. Skylink CD2. Ragazzi, se li volete questi chiedetemeli, perché oramai penso si possano, a parte già prima era tutto pubblico dominio il software che stava qua dentro, ma soprattutto adesso, questa è tutta roba anni 90, non penso che mi vengano arrestati se lo condivido con voi. Ok? Grande diciamo l'aver firmato l'editoriale a Michele Iurrillo, ok? Guardate, lo riconoscerete tutti, eccolo qui. Mannaggia, mannaggia, quanta storia in queste riviste, eh? Un po' di malinconia ce l'ho, guardate che belle le immagini a colori che venivano riportate su queste riviste. Enigma Amiga Run. Io tra l'altro le voglio rimettere tutte insieme perché io ce l'ho tutte sparse un po' qui, un po' al box, un po' alla sala hobby, stanno tutte sparse e quindi le devo un po' rimettere in ordine, e questo 2022 è proprio dedicato al riordino. Io ho, come vi ho detto, migliaia e migliaia di CD, centinaia di hard disk, vedete poi le riviste, io le tengo proprio così, guardate, ancora col cartone dietro. Questa è uscita in edicola, eccola qui, questa c'ho anche la versione aperta di questa, guardate questo, opla, c'è ancora qualcosa, Retro Gamer, Street Fighter 2, no, così, comando, ok? Allora io direi che qui quindi abbiamo visto cosa c'è, vado a caso, 22, andiamo a vedere, ERCD6, MPEGA, ma questo andando a rimettere a posto, sì, ci si riesce, via. 22 rimesso a posto. Vediamo l'ultimo, 40. Enigma Amiga Life. Era già diventato Enigma Amiga Life. CD 107. Enigma Amiga Life, ragazzi, Enigma Amiga Life. Allora, piano piano questi allora li condivideremo nel gruppo, nel neo gruppo di Telegram Amiga Ita, nato per omaggiare il glorioso gruppo Amiga Ita di IRC. Sperimentare qualche altra rivista, andiamo veloce, vediamo se c'è qualche altra cosa che ci interessa. Sperimentare, niente, questa è tutta roba d'elettronica. Sperimentare,
Poi sicuramente qui dentro stanno qui perché c'è qualche articolo che riguarda il retrocomputing o Gamers, addirittura questa è un'altra rivista che uscì e parlava di retro gaming, come programmare un videogioco, arcade, Commodore 64, Amiga, vedete? Mega Drive, Super NES, e a voglia, queste sono tutte riviste che ovviamente non si trovano più. E come ovviamente dentro ogni rivista c'erano sempre i manga a farla da padrone. Allora, Dragon Quest, The Legend of Zelda, e dai, cioè veramente. Hanno tirato fuori, questa sempre mi sa che dentro Edicola 8 bit lo trovate, Videogiochi era un'altra rivista che aveva questa copertina, ed è una rivista degli anni 80. Ciao Antonio, benvenuto, auguri, auguri anche a te. Commodore 64, qui un articolo dedicato al glorioso Commodore 64. Qui si parla del SID, e qui perché c'è Ghostbuster? Parlando dell'audio, perché lo vedete nel titolo, è stato il primo personal computer ad essere dotato di un chip sintetizzatore audio. Il gioco Ghostbuster, adesso lo vediamo insieme, Domenico. Stavamo finendo di vedere quello che conteneva questa busta. Adesso lo vediamo insieme. Adesso procediamo all'unboxing di questo, che è gennaio 2022. Gennaio 2022 col CD allegato. Allora, Domenico, allora, e tutti gli altri. Poi continueremo a vedere qui. Quindi qui retro gaming. Ecco, guardate che bella questa rivista. Faccio vedere soltanto la copertina. Tutte cose vecchie, vecchie, sempre anni 2000, ma diciamo vecchie. Adesso andiamo ad aprire questa rivista, ok? Allora, ripeto, Win Magazine numero 285 gennaio 2022, attualmente in vendita al prezzo di 2,99 € nelle edicole, 2,99 €, vi danno rivista col CD allegato. Con €1 in più, mi pare 3,99, prendete il DVD dove c'è anche il contenuto del CD. Allora, vado a sballare insieme a voi, Ecco, apriamo, apriamo insieme a voi questa rivista, andiamo a prendere il CD, eccolo, e andiamo a vedere la rivista. Ok? Vediamo se... Ecco, vedete il DVD che voi trovate, se comprate versione DVD è questo. C'è sempre scritto Commodore 64. E adesso andiamo a vedere anche cosa contiene. Ecco, Win Magazine base, che è quello che ho preso io, ha il CD Commodore 64, ok? Allora, penso che siate tutti curiosi di sapere il contenuto, se vi conviene o no spendere questi 3 euro. A parte che per comprare una rivista cartacea e per mantenerla in vita io vi consiglierei di comprarla in ogni caso. Allora, intanto vi faccio vedere il CD Win Magazine, lo andiamo ad aprire. Io qui ho sia il masterizzatore che ho 2 masterizzatori DVD, di cui uno masterizza pure i Blu-ray e fa pure i Light Scribe. È una cosa, è un all in one decisamente. E vabbè, mi hanno fatto che devo per forza rompere il bollino SIAE qua. E vabbè, rompiamo il bollino SIAE, va. Ho rotto il bollino SIAE e adesso vi faccio vedere, cambio schermata e vedremo insieme quello che contiene questo CD. Allora, aspettate un attimo, vi devo cambiare la schermata che già l'avevo preparata. Ok, allora, quindi devo prendere questa. Ok, faccio la transizione. Adesso voi vedrete la schermata con quello che io sto facendo, ma noi adesso andiamo dentro computer, andiamo dentro questo e facciamo apri. Allora, c'è un autorun
Allora, un attimo che ve lo ingrandisco, ve lo ingrandisco così lo vedrete meglio. Dietro è partita ovviamente. Allora, questo è il contenuto che stiamo vedendo insieme in diretta del CD, file attualmente sul disco. Ok? Allora, andiamo a vedere. Allora, nella rivista sicurezza, audio video, questo è tutto software freeware o shareware, Office che c'è, extra Office, va bene. Poi c'è audio video, c'è green screen, addirittura ci sono delle cose per green screen, Super Mario Bros. Questa è una JPEG, vediamo un po'. Vabbè, questo è solo la schermata principale di Super Mario Bros. Quindi andiamo su nella rivista internet grafica digitale, ritorniamo qua. Allora, extra forse prodotti in vetrina. No, c'è un eseguibile. Andiamo a vedere, indispensabile, top software, vabbè, c'è installare un dizionario, vabbè, questo non lo so che cos'è, sta scritto sulla rivista, extra, prodotti, in vetrina, niente. Dove sta questa roba per Commodore 64? Dentro Plus, font. Questi sono i font utilizzati dal CD. E dove sta la roba dedicata al Commodore 64? Ah, ecco, qua c'è il Vice C64 JPEG. C'è un'immagine del WinVice appena avviato, niente di più. Questa è un'immagine del Win, infatti 231K. Qui dentro c'è il WinVice in formato zip. Vediamo un po' se c'è, vi dico subito che il file è da 81 MB, quindi è bello corposo come file. Allora c'è il C64, questo è il WinVice appena scompattato. Vediamo dentro il C64. Ah, ci sono qualche gioco, ma neanche troppi, GTK3, ma non c'è C64 DTV. Ci sono, vabbè, i vari emulatori che fanno parte del WinVice. Voglio vedere se c'è qualche ROM, qualche cosa. Il kernel del BASIC, va bene. Quindi non riesco a capire perché scrivere così grande quando c'è questo file. Sì, sono 82 mega, ma dentro non è che ci sia. Aspettate che voglio vedere se riesco a condividervi il RAR. Il RAR, vediamo subito se OBS me lo fa fare al volo. No, che ho fatto? Ho sbagliato. Allora, file browser, proprietà, allora, WinRAR, eccolo. Vi ho condiviso un WinRAR che però è tagliato. Aspettate, tutto in tempo reale, ok. Allora andiamo a vedere, vi faccio vedere cosa contiene questo WinRAR. Ok, questo WinRAR qui dentro, come vedete, a me sembra che sia una versione un po' più completa del WinVice. Allora, dentro bin, qui c'è tutto per far funzionare poi il Vice. Qui c'è qualcosa, ma neanche, vedete, non c'è C128, qualcosa c'è. Qui ci sono un po' di ROM, niente, questo è il TrueType font. E queste sono 16 mega, forse queste D15412. Questi cominciano ad essere grossi, forse qui dentro c'è qualcosa di interessante. Questi sono drive virtuali, è un po' in plus 4. Vabbè, questi sono tutti gli emulatori normali. VIC-20, c'è il basic del VIC-20, vabbè. E allora qui dentro questa sarà diciamo, la cosa più interessante di questo archivio. Torniamo sul file manager.
ok, e adesso lo devo mettere però più così, ok, e niente, andiamo a vedere che altro contiene, andiamo a sfogliare un po' di più il CD. Allora, top software 9, che c'è? DVD Fab, non ci interessa. 8, addirittura c'è un link qui per scaricarlo da internet. 7, anche questo ti manda su internet. Vediamo un po'. Nero Media Home 4 mega, pure questo scaricherà da internet, tanto il setup. Sbagliato. RC Setup non so cosa sia, 4 Media Creation Tool e Windows 11. Vabbè, ovviamente ti mettono tutto l'occorrente per fare l'installazione o l'upgrade da Windows 10 a Windows 11. Voi sapete, ho pubblicato anche un video che fa vedere come un PC Asus con Windows 10 sia facilmente aggiornabile anche senza questi file a Windows 11, ok, e tra l'altro gratuitamente. Andiamo a vedere che altro contiene questo CD, andiamo a vedere. Disco 3 di GIMP, va bene, ottimo software, lo mettevo sempre anche io. Questi sono tutti link per software scaricabili da internet, ok, e qui altre utility. Quindi diciamo che per quanto riguarda il Commodore 64 lo troviamo solo nella cartella 10 e c'è soltanto questo grande zip. A questo punto voglio andare a vedere se qui parlano ovviamente, allora, gadget high touch, internet, se parlano di questo allegato che hanno messo, visto che l'hanno scritto così grande. Nel sommario non mi pare che lo menzionano il Commodore 64, è incredibile. Quel file da 80 mega è tutto quello che c'è. Allora, vedete, questo è il sommario. Un attimo, che devo rimettere qui. Come faccio qua? No, porca miseria, ho fatto un macello. No, così non mi ci ritrovo. Forse qua no. Ripristina l'interfaccia. No, ho fatto un po' un macello e non mi ritrovo più. Allora, non questo, ok. Allora, siamo ritornati con la telecamera. Vedete, questo è il sommario, ma io non ho visto che dice da nessuna parte che parla nella rivista del Commodore 64 né del DC64. Cioè, hanno fatto il CD, tra l'altro qui qua non c'è. Guardate pure sulla copertina, non si parla proprio del Commodore 64, ok? Assolutamente. Si parla di driver, il teletrasporto per tutti, hacker con Google, che in teoria su queste riviste neanche si dovrebbe leggere. Comunque, scopri le keyword usate dagli smanettoni che inserire un motore di ricerca ti permettono di spiare le webcam private, figurate, scaricare gratis musica in MP3, ma si può mettere su una rivista una cosa del genere, vabbè. Aspirare i file che si trovano incustoditi nei PC altrui, pensate, trovare le password online, curiosare tra i fogli Excel e documenti segreti, mamma, vabbè, va, lasciamo stare. Questo magari può essere utile, levo la mano, film e serie TV gratis e 100% legali, ok? Quindi magari qui parla di come attivare magari i periodi gratuiti, perché
tutte quante, dovrebbe esserci solo le ROM di sistema, no, perché ci sono dei file da 16 mega che bisognerebbe lanciare Vice e vedere cosa contengono. Vi terrò aggiornati ovviamente sul gruppo, ok? Quindi sul gruppo Amiga Ita Rinato Canale IRC di Telegram, quindi cercatelo su Telegram, ne parleremo, vedremo, vi metterò pure degli screenshot di quello che c'è dentro quei file che stavano dentro Drive. Quelli sicuramente saranno immagini disco, tra l'altro dischi non del 64 perché 16 mega non era un floppy da 5 e un quarto, ma neanche il 1581 riusciva a contenere 16 mega di materiale, però ovviamente con l'emulatore si può fare tutto, quindi magari avranno messo diversi giochi a file dentro un file grosso, appunto per WinVice, quindi su un drive emulato che lo puoi fare grande quanto ti pare, poi dipende dalla grandezza del file, ok? Quindi io vi terrò senz'altro aggiornati sul canale, ok? Continuiamo perché voglio finire di vedere queste riviste. Guardate questa addirittura 3500 lire, si chiama Computer, e voglio vedere proprio, questa mi sa degli anni 70 perché qui dentro è proprio, no, aprile 84, è beh, moderna, aprile 84, guardate, aprile 1984, e qui si parlava già di computer. Ah, tra l'altro c'era già l'Antarex. L'Antarex è un'ottima marca che faceva dei monitor, ma dei monitor al di là di quello che noi possiamo pensare, perché la Antarex è stata, diciamo, la produttrice di alcuni monitor, non solo a tubo catodico, quando uscirono pure i televisori al plasma, faceva dei monitor al plasma che venivano usati come video wall, venivano usati nei concerti. Antarex è una marca professionale di monitor, quindi non è che parliamo, quando pronunciamo Antarex è qualcosa che non è casalinga, non è, non è una cosa tanto da casa, ma progettava materiale che poteva stare acceso H24 senza presentare il minimo problema. Erano, diciamo, era roba professionale. Quindi la Antarex, eccola qua, monitor Antarex, e qui ci sono quelli a tubo catodico perché negli anni 80, abbiamo visto questa rivista dell'84, quello c'era. Vedete, qui parla ancora di Dragon 64K in prova, di Base, fogli elettronici, software a confronto, impariamo il basic. Quindi queste sono riviste che sono state pietre miliari, magari voi, molti di voi non le avranno mai neanche viste. Io questo ce l'ho, io questo sono il fortunato possessore, questo è un Commodore PET 710, esatto, bellissimo, io ce l'ho, dovrebbe essere anche perfettamente funzionante quello mio, però l'ultima volta che l'ho acceso si parlava dei primi anni 2000, però questi non c'avevano batteria tampone, non mazza quanto costavano. Oh. Il mio mi pare che non so se è 156k o 128, mi pare che il 128 costava 2.850.000 lire, più IVA, prezzi scritti qui, più IVA alla fine. Il mio è il 710, c'aveva 128, 2 milioni e 8. Qui se vogliamo fare un tuffo nel passato vi faccio vedere un sacco di tutta sta roba, grande. Questo è l'HP 150. Se vado alla buona e meglio ci dovrebbe stare pure qualche Radio Shack, c'è sta un Sharp qua, vabbè, questo lo conosciamo tutti. Dopo lo ZX Spectrum con i tasti di gomma venne fuori questo, lo ZX Spectrum Plus, il QL e tutti gli altri. Questi pure ce l'ho, mamma mia, il lettore di schedine per ZX Spectrum, cioè qui dentro c'è la storia, ragazzi. Io il Philips ce l'ho pure, questo Philips Home Computer,
Non so se vi sto annoiando con questa diretta, ditemelo. Ditemelo se vi sto annoiando facendovi vedere tutte queste... Ragazzi, ci ho avuto un flash. Mo mi dovete dire che vi ricorda sta astronave. Forza, forza. Questa astronave vi deve ricordare qualcosa. Forza, forza. Scrivetelo nella chat. Vi deve ricordare qualcosa. Ve la faccio vedere bene bene. Guardate. Questa astronave, che adesso io andrò a scansionare, fotografare in qualche modo, vi deve ricordare qualcosa. Forza che qualcosa vi ricorda. Willy Sorrentino ci è andato molto vicino. T99/4A. Alfa, contrattattare gli alieni, ma non solo. Questa astronave, quindi questa copertina, venne usata per diciamo, i contenitori dei floppy disk del Commodore 64 da 5 1/4. C'era una marca che aveva adottato sulle scatole che contenevano 10 floppy proprio questa immagine. Ok? Mi pare che fosse proprio l'Alpha Data. L'Alpha Data che aveva utilizzato questa immagine ovviamente anche sulle copertine di carta in cui erano inseriti i floppy da 5 1/4 dell'Alpha Data, quindi floppy vuoti. Io ce ne ho avuti migliaia di floppy con questo disegno davanti, ok? E ogni floppy dentro, quindi la bustina di carta in cui veniva conservato il floppy, era con quella copertina. Quindi vedete che andare a sfogliare, come sto facendo io adesso insieme con voi, queste riviste vi fa fare un salto indietro nel tempo insieme a me incredibile. Questa è una rivista 1982. Ok, andiamo avanti, se c'è qualche altra cosa. Non c'è tanto, Gruppi statici di continuità, selezione di tecniche elettroniche, volume 5. Ok, equalizzatore grafico parametrico. Questo per quanto riguarda l'audio. Sensori di immagini a semiconduttore. Qui c'è proprio l'albore dell'elettronica, Se noi andiamo a vedere equalizzatore grafico parametrico, qui c'è l'albore dell'elettronica, gli albori proprio. Questo è il titolo, equalizzatore grafico parametrico, e qui c'è tutto l'articolo con anche la realizzazione, che erano tutti componenti discreti all'epoca. Qui con un saldatore queste cose le potevi già realizzare. C'erano i kit in vendita con tutti i componenti, con già le basette elettroniche già prestampate, e uno andava ad assemblare correttamente tutti i componenti, e al 90%, perché il 100% non ce lo garantiva nessuno, quello che avevi costruito funzionava molto molto bene. Qua vi faccio vedere sempre delle pubblicità dell'epoca, ok? Come si utilizzava un analizzatore di spettro, un oscilloscopio o quant'altro, Comunque andiamo avanti, perché sennò poi qualità sicura. Guardate, questo è il vecchio logo della BASF che faceva nastri magnetici e anche floppy, quello che vi pare. Ha fatto sempre sistemi di memorizzazione magnetici. Condensatori elettrolitici, una piccola rivista dedicata, questo è un catalogo, non è una rivista, ho sbagliato. Un catalogo dedicato ai condensatori elettrolitici
Facon. Questa non la posso sfogliare perché mi si spagina tutta, perché è incollata da questo lato sottile sottile, quindi non la possiamo sfogliare, però è qualcosa che ha fatto la storia. Ecco, guardate gli scotch, io questi, diversi di questi ce l'ho, nastri di alta fedeltà, scotch, questi venivano fatti per i Revox e per i registratori a bobine, per il geloso e quant'altro. Qui c'è un altro numero di Bitplane. Bitplane, ve l'ho detto, è una rivista dedicata ad Amiga che uscì dopo Enigma Amiga Life, molto molto bella questa rivista. Qui mi sa che parliamo del 2003, numero 91, vediamo se riesco a leggere l'anno. Abbonamento postale 2003, 2003. Quindi anche questa costava 7,75 € del 2003. Qui parlavano di Amiga ed ADSL, quindi tra l'altro, ecco, vedete, sfogliando, stiamo ancora a 1 ora e 10, qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Qui parla di Amiga e ADSL. Diciamo qualcosa di questa ADSL. Allora, intanto mi rimetto a posto, anzi no, dopo voglio vedere cosa c'è, così poi nel gruppo pubblico qualche screenshot del vice, proprio preso da questa rivista, quello che c'è dentro. Allora, ciao Luca, benvenuto, sto facendo vedere un po' di riviste, di ricordi, e abbiamo visto il CD allegato a Win Magazine di questo mese, gennaio 2022, che dovrebbe contenere, perché abbiamo visto i file, c'è solo un RAR molto grande da 80 mega, che dentro c'è WinVice, ci dovrebbe essere qualcosa del Commodore 64. Io nel canale neonato di Telegram che si chiama Amiga Ida, poi metterò degli screenshot, ma li metterò anche sul canale del buon amico Luca su Pianeta Commodore, e poi seguite Luca sui suoi canali YouTube, mettete il follow, attivate le campanelle, non solo sul mio canale, che tanto io vado in diretta così quando capita e faccio solo video in diretta, ma andate sul canale di Luca, andate a vedere quello che fa lui, la sua enorme, bellissima collezione. Poi è bella, tutta tenuta ordinata dentro casa, io ho tutto stipato, accroccato, e purtroppo chi mi segue lo sa, perché ogni tanto quando vado al box faccio qualche foto e la roba sta così, perché sta ferma dagli anni 90, da 99, 2000 più o meno quegli anni là sta tutto fermo, e quindi la roba è in stato, non voglio dire di abbandono, ma poco ci manca, per quanto io ci tengo tantissimo a tutti quel materiale che ho, e devo dedicare un anno intero, il 2022, a riordinare tutto quel materiale e a cercare di sistemarlo almeno al 50% di come lo tiene Luca. Luca invece lo tiene in maniera maniacale, e quindi seguite il canale di Luca, perché è veramente qualcosa di spettacolare, veramente veramente veramente. Andiamo avanti, stavamo parlando di Bitplane 2003, questa rivista, 2003, sempre con, mi pare che c'era sempre il CD allegato, questi ce l'avevano sempre, il CD ce l'avrò da qualche parte. Corso di PHP addirittura, corso di PHP c'era qui dentro, vediamo di che parla. Webbit, la quarta edizione, un resoconto della quarta edizione di Webbit. Inizio anno, sì, può mancare questa parola da tutte le parti. Io che sono stato anche mirror di Aminet, è da sempre, vi ho fatto vedere, e ancora devo pubblicare qualche altra foto degli Aminet set che io tenevo online nella mia BBS, i 4 CD che uscivano ogni 3 mesi, mi pare, ogni 2-3 mesi. Era una compilation Aminet set di 4 CD, e io li compravo, visto che dentro c'era solo software public domain e shareware, quindi free distributable. Io usavo quei 4 CD per mettere online giga e giga di materiale, visto che all'epoca gli hard disk, se eri fortunato, c'avevi un disco da 2 giga e 100, altrimenti c'erano quelli da 1 giga e 6. Io in BBS c'avevo una cosa come 24 CD-ROM online, non mi ricordo più, anche perché c'ho ancora 2 Nakamiki CD Changer, ho pubblicato anche le foto su Facebook,
uno ce l'ho ancora con tutta la scatola imballato, l'altro invece è senza scatola. Poi ho un bellissimo lettore da PC, quindi della stessa grandezza, nel vano da 5 1/4 va tranquillamente. È un lettore CD multiplo a 4 CD, tra l'altro slot in della NEC, quindi senza il cassettino che si apre. Slot in significa come quelli della macchina, che tu gli infilavi il CD dentro, lui se lo prendeva uno dopo l'altro i 4 CD e c'aveva solo 4 pulsantini per fare l'espulsione del relativo CD. Quindi io spingevo il pulsantino 4, mi espelleva il CD 4, premevo. Ovviamente la lettura avveniva un CD alla volta e a 4x. Era un NEC 4x multispin, quindi andava da 1 a 4x, multispin significava questo, da 1 a 4x su 4 CD inseriti, quindi su 4 supporti. E io quindi un Aminet 7 lo potevo mettere, quello io l'avevo inserito dentro al vano dell'Amiga 4000. Io c'avevo, quello aveva 2 vani, mi ricordo, e poi c'aveva i floppy. Non mi ricordo, però no, io poi quando misi quello dentro all'Amiga 4000 ho tirato fuori il Plextor SCSI, che era il masterizzatore con cui ho masterizzato i primi CD, ve l'ho già detto, già con Amiga 500 e il GVP A530 Turbo. Ok? Quindi io già masterizzavo con Amiga 500 e con Amiga 1200, figuriamoci quello che potevo fare con l'Amiga 4000. Pegasos, Pegasos, regà, Amiga OS 4, e qui c'è sempre le copertine una più bella dell'altra, e qui c'è un grande reportage di Pianeta Amiga 2003. Vediamo un po' che dice, perché c'ero pure io su Pianeta Amiga 2003, Amiga ADSL, corso di PHP. Voglio vedere qui se c'è l'indice. Pianeta Amiga 2003, pagina 6, eccolo qua. C'è Daniele Franza, Luca Danelon, oh grandissimi, Enigma Amiga Life, Luca Danelon di Ami Resource. C'ho pure un sacco di CD di Ami Resource io, Ami Resource ce n'ho tanti di CD, erano presenti presso il loro stand, me li ricordo benissimo. Dark Age pure c'erano, vediamo se c'era una foto mia, no. Conferenze, mercatino dell'usato, i ragazzi di it.bug presentarono BEOS, sì, mercatino dell'usato. Pegasos, ovviamente c'era Pegasos, Amiga OS 4 c'era, sì, il settimo pianeta Amiga 2003, VirtualWorks c'era, onnipresente VirtualWorks, ovviamente, VirtualWorks onnipresente, con Amiga One all'epoca, cioè con Amiga One ragazzi, che lasciamo stare, andiamo avanti perché qui troppi ricordi. Ecco, questo invece è The Game Machine, piccolo piccolo, ma sicuramente l'ho preso perché ci sarà stato qualcosa che c'ha a che vedere con il retrocomputing, perché sennò io sta rivista, che è la metà di quella che abbiamo visto prima, io qui ho un The Games Machine che è 3 volte questa, ma veramente 3 volte, questa non l'avrei mai presa. Edizione solo carta, ma ci deve stare qualcosa che parla di Amiga. Vabbè, mo adesso non è che me la metta a sfogliare tutta quanta. Visto un Sonic Collection, Sonic Sega, sì, ma non parla di... ma fatemi vedere un po' di che hanno questo coso. Ma perché non ce lo scrivo? Qua c'è sta scritto. Bla 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 bla, The Games Machine. 3,99 €, sono d'accordo con voi. C'è il numero. Maggio 2010. Boh.
21 anni al vostro servizio. Ovviamente è vero che The Game Machine sono 21 anni nel 2010, quindi sono 31, 32, sono tanti anni che sta rivista esce. Bitplane, Amiga OS XL, qui provavamo a fare di tutto per far rinascere Amiga, cioè questo è Bitplane, ottobre 2001, cioè ragazzi, ottobre 2001, questo è Bitplane, vedi, Amiga OS XL, Amiga OS XL, ah, ma vuoi vedere che l'ho trovato qua, pubblicarono un coso, un'immagine e mi sa Amitlon, ragazzi, stiamo facendo un tuffo nel passato, ma un tuffo nel passato che Dio solo lo sa. Ecco, qui era uscito Aminet 44, oltre a uscire Aminet 7, guardate bene, ma questi costavano un sacco di soldi, oltre ad uscire gli Aminet 7 uscivano anche ogni mese i CD di Aminet, proprio così, vedete? C'è scritto agosto 2001, ok? Però costavano parecchio sti CD e quindi io preferivo comprare gli Aminet 7, una volta ogni 3 mesi mi sembra usciva un Aminet 7, e questo era il 44 e conteneva, appunto, ti evitava di spendere un sacco di soldi di bolletta telefonica, perché ricordo che collegarsi alle BBS ed anche ad internet costava un tot al minuto, perché era una telefonata. Nel caso di internet c'erano dei provider, in ogni città facevi una telefonata urbana, però poi per scaricare con i modem a 9006, a 14.4, 28.8 ci voleva un sacco di tempo per scaricare qualunque cosa, e quindi pagavi un sacco di soldi, ovviamente. E infatti da qui nacquero le BBS. Tra l'altro nella BBS io avevo un sacco di aree messaggi che permettevano di fare il cosiddetto QVK. Che cos'era il QVK? Significa che uno si collegava alla BBS, faceva un pacchetto di tutti i messaggi più velocemente possibile. Il pacchetto veniva creato in locale in una directory temporanea dal PC della BBS e veniva poi fatto scaricare dall'utente. L'utente poteva, tramite un software adeguato, scompattare questo pacchetto offline, quindi senza pagare la telefonata, offline, si leggeva tutti i messaggi, si rispondeva ai messaggi, ci metteva tutto il tempo che voleva e poi ricompilava il pacchetto QVS. Si ricollegava alla BBS, faceva l'upload di questo pacchetto, che tra l'altro era pure compresso, quindi ci metteva molto poco tempo ad inviarlo, inviava alla BBS che provvedeva in automatico a scompattare il pacchetto QVK e a mandarlo nelle aree, quindi mandare tutte le risposte che l'utente aveva fatto quando era sconnesso nelle aree relative, ok? Queste tutte procedure che chi ha fatto il SISOP come me le sa, però ovviamente erano tutte trasparenti all'utente e non so neanche quanti utenti avevano il QVK per fare questa procedura, non lo so, poi ne parleremo nel gruppo, ok? Se l'archivio di Stato, quelli hanno tutto, va alla Biblioteca Nazionale, loro lì hanno lo spazio. Questo è un altro Bitplane, lì hanno un sacco di spazio, io non ho lo spazio, per quanto, guardate, io le riviste le conservo che sono nuove, no, profumare non profumano ancora, non profumano più di nuovo, però guardate un po', Amiga Forever 5, qui si parla di Amiga OS 4, Amiga Forever 5, Nokia e Microsoft, vabbè, non c'entrano niente. Puzzle Bobs, vabbè, questi sono gli abbonamenti a Bitplane. Samba, vedete, si parlava l'altra volta sempre sul gruppo Amiga Ida di Samba, se era possibile utilizzare Samba. E Samba che cos'è? È un protocollo, noi Samba, pensate, in Ericsson lo usavamo per le stampanti, usavamo l'SMB, lo stack SMB per condividere le stampanti di rete che avevano dei print server SAN, ok? Quindi con Unix dentro avevamo il protocollo di rete Samba e con Samba riuscivamo a condividere le stampanti sia con altri PC con Unix, quindi sia con altri SAN e sia con i PC, perché Samba era un protocollo, diciamo, che si trovava sia
la versione PC che la versione Unix, ok? Quindi Samba è stato un ottimo protocollo e qui vedete il logo è questo di Samba, ok? E qui spiegava come configurare Samba, mi sa su Ariadne 2 perché all'epoca quella era la scheda di rete per Amiga, come configurare Samba diciamo con Samba si potevano fare tante cose, è un protocollo. Vedete qui parla anche di Windows 98, configurare Samba per Windows 98, poteva servire pure per mettere semplicemente in comunicazione due PC Samba, è un altro protocollo oltre al TCP/IP. Amiga Anywhere, Repulse Free Space, mamma mia qui continua sempre il corso di PHP, vedete stava in ogni numero, e primo, questa è la terza parte, BOS, qui parla di BOS, per quelli che patiti e nostalgici come me di Amiga, anche se io non lavoro più sulla macchina reale perché stanno tutte airbox e non c'ho spazio qui, PCI su Amiga 4000, la scheda Mediator PCI, la confrontava con la Prometheus. Comunque la Mediator PCI fu la più venduta e mi sa che VirtualWorks ancora la rimedia, magari in Germania, ma si rimedia. Andiamo avanti, che qui sono fatte, c'ho ancora 5 minuti, sempre Bitplane, Games, e come non me lo ricordo, ho messo pure tutte le immagini nel mio profilo Facebook, ci sono tutte le immagini della BBS, RFSoft BBS, gemellata con Antanisoft BBS, AMP BBS, Famani BBS e Dylan BBS. All'epoca eravamo tanti SysOp, tranne AMP BBS che girava su un PC, le altre giravano tutte con Cinetta Amiga Pro BBS, quasi tutte su Amiga 4000 alla fine, proprio alla fine, perché tutti quanti partimmo, chi col 1200, mi pare che qualcuno la gestì anche con l'Amiga 600. Poi sapete che io dovetti passare per ovvi motivi all'Amiga 4000 perché mi serviva la multiface card per collegare i 4 modem delle 4 linee. Antanisoft ancora c'è. Antanisoft sta su Telegram, se lo cerchi c'è il gruppo dove c'è il Sysop che è Stefano The Sysop, e ci sono diversi utenti e io faccio parte di quel gruppo, mi hanno invitato loro perché mi sa che è un gruppo privato quello, devi essere invitato, e quindi Antanisoft, a parte che c'è ancora il gruppo Yahoo, andavano tanto nei primi anni 2000 Yahoo Groups, che Yahoo fu uno dei primi che si inventò questi gruppi di chat, chiamiamoli così, diciamo che si potevano gestire anche offline, e quindi è rimasto il gruppo Antanisoft Group Research BBS su Yahoo Groups, e poi c'è questo che è su Telegram che è Antanisoft Group Research BBS, e io li ricordo tutti quanti con molto affetto perché ci divertivamo tantissimo. Vedete, con me io non dico mai cose inventate o cose, non penso di qualche cialtroneria la dirò pure io, perché ovviamente io vado a memoria, le dirette che faccio io non sono preparate, non mi ricordavo assolutamente che c'era dentro sta busta, lo sto vedendo insieme a voi, non sapevo assolutamente che c'era dentro la rivista, dentro il CD di Win Magazine, a parte aver visto la copertina, e quindi sono tutte cose molto genuine, però poi voi mi saprete dire se quello che dico corrisponde a verità oppure no. Io poi ho gestito nel 2000, 2001 e 2002 una BBS sul web totalmente scritta in ASP che si chiamava RefSoft Web BS. Io la penso come se fosse davvero un antagonista di Facebook, perché anche lì ti dovevi registrare, c'era il muro, c'era lascia la frase per il prossimo utente che si connette alla cosa, e servivano un utente e password per accedere, c'era tutta la fase di logon come una BBS. Io avevo praticamente riscritto in ASP
quello che avevo fatto in Arex, ok? Perché CNET Pro BBS e tutte le DORS erano scritte in Arex, che sarebbe la versione amica del Rex, ok? Quindi io avevo, diciamo, tutta questa, più che altro erano le idee, perché i sorgenti non conveniva passarli. Io ho riscritto per fare RefSoft Web BS, se lo cercate nell'Internet Archive c'è, ma ovviamente diciamo, i backup non possono funzionare perché quello si basava tutto su un database, c'era sotto un database, non era Access, ehm, era l'SQL quello gratuito, che avevo installato su un server con Windows NT Server 4.0 con Internet Information Server attivo con tutte le sicurezze. Ultimamente ho pubblicato, mi pare, su Facebook un taccuino che ho ritrovato su come rendere sicuro un server per metterlo su internet prima ancora di attivare i servizi www, World Wide Web, FTP o quant'altro, perché ovviamente bisogna stare attenti poi agli hacker, che poi gli hacker non gliene frega niente di attaccare un serverino piccolino che sta dentro una casa, magari è un altro discorso, però per renderlo abbastanza sicuro c'erano dei passi da seguire, me li ero scritti, ho pubblicato questa immagine di questo foglio che mi è ricapitato per le mani, e quindi questo per dire che io anche dopo l'Amiga, anche con i PC, ho gestito delle web BS, è un termine che mi sono inventato io perché RefSoft Web BS sotto c'era scritto la BBS sul web, praticamente, perché era proprio, c'era pochissima grafica, non c'erano disegni, immagini, era tutto come le BBS grafica ASCII. Comunque sono tutti ricordi, andiamo avanti che ci avviciniamo, sono le 30, mi prendo quel 10%, 20% in più di tempo per vedere le ultime riviste. Questo sempre Bitplane, molto bello, andiamo avanti, Bitplane, queste mi sa che sono sempre Bitplane, tutte Bitplane, finiamo con i Bitplane, guardate questa, tutta gialla e rossa, finiamo con i Bitplane. Queste adesso nel gruppo mi direte se poi vorrete qualche foto, qualche pagina, qualche articolo, quello che vi pare. E guardate qua invece che c'è, questo ce l'ho io e chi se l'è stampato a colori, io mi pare che ne stampai 4 o 5 copie. Questo è il famigerato numero 52 numero maggio 2002, numero 85 di Zap, 52 pagine. Io questo l'ho stampato tutto a colori, ma non mi metto a tirarlo fuori dalla bustina. E poi c'è l'ultima, Commodore Computer Club, lo riconoscete sto signore? Grande Mike, buongiorno. E quello è il VIC-20, ragazzi, quello è il VIC-20, quindi Commodore Computer Club numero 3, lire 2000, qui stiamo parlando del 1983. Guardate Mike, buongiorno come era giovane. Ok? Allora, siamo alla fine della diretta. In soldoni, dentro al CD c'era un file da 80 mega. Adesso io lo analizzerò, farò dei fermo immagini, anche se io vi invito, se vi interessa quel file, a spenderli sti 3 euro con Win Magazine, così aiutiamo pure a mantenere le riviste cartacee attive, perché sennò va a finire che di cartaceo non troviamo veramente più niente. Per quanto io vi condividerò, adesso installerò il WinVice, proprio quello suo, perché io ce l'ho già un WinVice installato, ma installo proprio quello che sta dentro la rivista, faccio degli screenshot per farvi vedere quello che contiene il CD. Detto questo, vi invito a seguire i miei siti legolando.it, che sta comparendo adesso in basso, Reni J Store. Allora, Legolando è dedicata ai Lego, io ve lo dico, renijstore.it è dedicata alla musica, CD, vinili, no, CD no, però CDJ sì, CDJ, console, vinili, amplificatori, casse attive, casse passive, microfoni, cuffie, c'è tutto. Quindi andate su renijstore.it, classe74.it è il sito principale da cui sono nati anche il mondo del vinile.it. Se vi piacciono tanto i vinili come a me, andate sul mondo del vinile.it, lì ne trovate centinaia, ok? E poi c'è Star Wars Store,
che è un sito completamente dedicato agli appassionati della galassia lontana lontana. Ok? Ok. Allora, quindi invitandovi a visitare tutti questi miei siti, per chi non è ancora iscritto, iscrivetevi, chiedete l'iscrizione a t.me/amigaita. Amigaita è il canale IRC rinato su Telegram sotto forma di gruppo, dove ci scambiamo di tutto, dove si può fare quello che ci pare riguardo ovviamente al retro computing e retro gaming, non solo di Amiga ma anche Commodore 64, Sinclair, quello che vi pare, ok? Perché quello è un gruppo dove siamo tutti appassionati nerd di retro computing e retro gaming, ok? Quindi lì potete chiedere anche dei consigli, magari vi volete comprare un cabinato arcade, da chi posso andare? Io sono di Verona, io sono di Napoli, io sono di Bari, so di Milano, di Torino, troviamo una soluzione. Oh, io sto facendo questa modifica, non trovo questo, non trovo quello, benissimo, cioè siamo lì apposta, ci scambiamo, siamo tanti, già siamo oltre 100 persone, quindi è un gruppo bello sostanzioso, e quindi iscrivetevi a quel gruppo. Detto questo, io non ho altro da farvi che tanti auguri per il 2022, che sia felice, sereno, che sia pieno di gioia per tutti, questo 2022 che inizia oggi, e vi do appuntamento alla mia prossima diretta. Come al solito io non so quando vado in diretta, l'unico modo che avete per saperlo è iscrivervi al canale e attivare la campanella, che io faccio come tutti gli youtuber, indico giù, ma la campanella dovrebbe stare in basso a destra, comunque non lo so, attivate questa campanella, cercatela e attivate la campanella, ok? Così almeno YouTube vi dirà quando io sono in diretta. Se siete miei amici su Facebook, anche Facebook ve lo dirà che sono in diretta, però io le dirette tendo a lasciarle sempre solo su YouTube, quindi alla fine di ogni diretta, quando io mi disegno la copertina della diretta, io la metto come copertina su YouTube, poi elimino la diretta da Facebook e la lascio su YouTube a disposizione di tutti, anche perché a YouTube potete accedere anche se non siete registrati a YouTube, basta che cliccate sul link che trovate da qualche parte e potete accedere alla diretta e vedervela magari in un secondo momento. Ok? Detto questo, grazie di avermi seguito fino qui, grazie mille a tutti, auguri, buon anno e ci vediamo prossimamente, ok? Adesso devo andarmi a cercare perché qui ho fatto un macello non riesco a capire come. No, oh, perfetto, sono riuscito a risolvere, quindi qui devo andare qua, ok, scusate ma mi era cambiata la visuale di una finestra e l'ho dovuta rimettere come stava. Di nuovo un salutone a tutti da Roma, da Reni Retro, grazie di avermi seguito. Ciao a tutti, ciao!